Quando arrivava un cavalluccio a casa era una festa. Un cavalluccio era una colombina realizzata in pasta filata. Acqua calda, bollente, formaggio a pasta filata. Prova a fare un cavalluccio. Dopo che viene sfilacciata si deve ricompattare per poterla lavorare. Si lavora a mani nude, quindi. Mani nude, sì. Ma non si brucia? Sempre brucia, ci soffre. Quanti anni aveva quando ha iniziato? Circa 10-15 anni. Chi gli ha insegnato? Il signor Mucetto Barto, un collega di mio padre, che è ex allevatore, già ora in pensione. E piano piano prende forma, quindi adesso. Piano piano viene fuori la testa. Cosa stiamo facendo? Le orecchie e il ciuffo del cavallo. E già la testa è fuori. La criniera. E ora diamo forma ai piedi, alle gambe. Bisogna fare in fretta per non fare Sì. questo raffreddare. È un tempo minimo quando non si raffredda, se no. Si possono fare tutto l'anno in base alle esigenze, però si fanno in maggior parte a luglio, alla terza domenica di luglio che c'è la cavalcata. Dietro, apriamo la coda. Ora, per bloccare il tutto si passa della salamoia. Si possono realizzare tantissime forme. Sì. Si possono fare le colombine, dei cavalli, il cane, la capra, la vacca, poi il cervo. E questo è il cavallo finito. Come si conserva poi? Prima si appendono con dei stecchini messi a testa in giù in un laccetto quando asciugano 4-5 giorni e poi si possono conservare, possono durare anche anni. A noi maggiormente ce lo regalavano mio padre o chi c'era con noi e prima ci giocavamo un pochettino, magari per terra e poi ce lo mangiavamo. Bastava poco per essere felici. Sì, a voglia. Quando arrivava un cavalluccio a casa era una festa. Giocattoli ce n'erano pochi. Si aspettava che mio padre portava un cavalluccio, una colombina, era un giorno di festa. E qui a Ceraciciclo si continua quest'arte, questa tradizione, ma siete in pochi a saperli fare. Purtroppo sì, perché oggi generazione non c'è, nei market non c'è più nessuno. I market sono le mandrie, diciamo, degli allevatori. Una volta si andava al market e c'erano tanti ragazzi giovani che continuavano a fare. Ora purtroppo non c'è più quasi nessuno. Però sappiamo che qui avete aperto una scuola e ci sono dei giovani che hanno voglia di imparare, vero Antonio? Sì, sì. Tu hai deciso di fare il pastore, ti abbiamo visto già lo scorso anno, adesso vuoi imparare quest'arte? L'arte dei cavalluzzi, sì. Piano piano mi sto imparando a fare appunto i cavalluzzi e i palommelli. Anche tu? Sì, Vuoi restare qui in questa terra? sì, sicuramente. Io già sono un pastore e ho deciso di restare in questa terra ed imparare a fare i cavallucci. Ora, piano piano, ogni giorno che passa impariamo sempre di più. Dopo pesare l'utilizzo. Ho delle origini di pastori in famiglia e quindi ho deciso di imparare queste forme.
Poi facciamo una colombina. Siamo a Geraci Siculo dove continua quest'arte che adesso fortunatamente vede tanti giovani interessati. Quindi il procedimento è sempre lo stesso. L'inizio è sempre lo stesso, poi si decide cosa realizzare. Sta la testa, becco, le ali e la coda. E la nostra colombina sta prendendo forma, è quasi ultimata. Ora per bloccare un salamaio, Quanto tempo deve rimanere la muia? circa 3-4 ore. Questo ormai è pasta filata che si può anche consumare. Ci vuole tanta passione. Poi, a poi, se non c'è passione non viene fuori niente. Allora, salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, da Geraci Siculo. Ciao a tutti, fateci sapere da dove ci state guardando. Intanto salutiamo anche tutti questi giovani che stanno Ciao. imparando quest'arte. Ciao ciao! Ciao.